Continua la massiccia attività di decespugliamento in tutta la città di Agrigento, a comunicarlo l'assessore all'ecologia Nello Amel, che in atto informa le zone interessate sono il quartiere di Monserrato, il quartiere di Fontanelle, il quartiere di San Giuseppuzzo, il villaggio Mosè con le traverse di via Di Salvo e via Leonardo Sciascia. Sono in programma inoltre a Fermamel entro la fine mese i 2 parcheggi della via Gioieni e il dicerbamento di tutta la via Mera, quindi il despugliamento e la pulizia di tutte le strade davanti alle scuole. In atto opereranno 6 squadre di operai che rimarranno in attività per tutta l'estate e che subito dopo Ferragosto saranno supportate da altre squadre del settore Villa e Giardini che cureranno gli svincoli stradali, Piazza Magione, Fontanelle e le aree interessate dalle piazzuole. Intanto, da queste immagini diffuse e pervenute, ci si vede un signore in via Pirandello che scarica la spazzatura all'angolo della strada. Poi, forse, pensandoci meglio di essere riconosciuto da qualche documento in esso contenuto, torna indietro e va a rovistare nel sacco e si accorge che ci sono degli scondrini a lui riconducibili, quindi li toglie, ci pensa un po', torna indietro, riprende il sacco e lo va a scaricare altrove. Così facendo, evidentemente, grazie a queste persone, la città presenterà sempre delle criticità dovute all'incuria di pochi, fortunatamente, che non hanno a cuore la pulizia dei luoghi pubblici e che non rispettano le norme sulla raccolta differenziata.